L'Associazione Culturale Oltre Vigata organizza a Porto Empedocle nei giorni 23, 24, 25 novembre la 7ª edizione della Fiera delle Associazioni, un libro alla volta. Venerdì, ore 9:30, inaugurazione della fiera, del concorso fotografico e del pannello artistico donato al Comune. Ore 10, con replica alle ore 11, appuntamento con il Teatrino delle Marionette, a cura di Pietro Siracusa. Ore 18, seminario sulla nuova comunicazione delle organizzazioni criminali, con il professor Francesco Pira. Ore 20:30, spettacolo teatrale Cunto e Canta, a cura di Giugiù Gramaglia. 24 novembre, ore 10:30, animazione e letture per bambini, a cura dell'Associazione Culturale Il Carosello. Ore 18:30, incontro con il personaggio, dottor Ignazio Caruana, biologo. Ore 21, concerto Amico per sempre, una serata per Bruno, a cura dei Blue Sensation. Domenica, ore 10:30, percorsi di inchiostro, passeggiata sulle orme del commissario Montalbano. Ore 16:30, spettacolo teatrale Bello, 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 regia di Enzo Cordaro. Ore 17, spazio musicale Open Mic, con gli allievi di Area Studio Scuola di Musica Moderna. Ore 19, ti presento un autore, incontro con lo scrittore Pino Aprile. A fine serata, premiazione del concorso fotografico Un mare di scatti, a cura di Luca Laporta. 7ª Fiera delle Associazioni, un libro alla volta, dal 23 al 25 novembre, alla Torre Carlo V, con spazi espositivi e prodotti artigianali. Info www.oltrevigata.wordpress.it.